Vedremo cosa faranno, vedremo se lavoreranno bene e se lavoreranno per il Veneto, stiamo presto a valutare. E la valutazione sul lavoro dei nuovi sottosegretari veneti, Achille Variati, Pierpaolo Baretta e Andrea Martella, la si farà, secondo il presidente della regione Luca Zaia, anche in base a quanto si adopereranno per conseguire l'obiettivo ritenuto principale dal governatore. Noi abbiamo un progetto di autonomia, mi sembra che questo governo si sta già esprimendo senza remore contro l'autonomia. Non posso non ricordare che tutti e tre questi esponenti sono esponenti di un partito che ha impugnato la legge referendaria del Veneto, ci ha mandato in tribunale per non farci fare il referendum. Io non faccio processi di intenzione, non li faccio ai sottosegretari, non li faccio a boccia, non li faccio a nessuno. Vediamo, noi tutto quello che dobbiamo fare sull'autonomia l'abbiamo fatto, aspettiamo ovviamente al varco del governo con una proposta, ma quando vedo che il ministro Provenzano della Sicilia parla contro l'autonomia del Veneto ma non dice nulla sull'autonomia della Sicilia, io mi chiedo perché alla Sicilia sì e al Veneto no? Il 23 settembre, giorno del faccia a faccia tra Zaia e il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, è ancora lontano. Prima la Lega deve ricompattare le file dopo il passaggio all'opposizione. E il primo gradino è l'incontro tra Matteo Salvini e i suoi amministratori sul territorio. Quindi domenica il Carroccio mostrerà i muscoli a Pontida, radunando oltre 100.000 sostenitori. Domani c'è un incontro importante degli amministratori con Matteo Salvini, lo faremo a Milano domani mattina alle 10:30. E ovviamente si parlerà di futuro, di progetti, si parlerà anche di autonomia e di progettualità della Lega, in attesa poi del grande giorno di domenica che sarà affollatissimo, non ci mai visti 100 pullman dal Veneto, mai viste tante richieste così. Ma da Pontida per la Lega partirà un nuovo corso? Da questa Pontida non è che l'obiettivo è quello di far nascere la Lega diversa, è quello di continuare con le nostre idee, che sono le idee del rigore, del rispetto, dell'etica, ovviamente della legalità e di tutto quello che rappresenta poi il tema di essere padroni a casa nostra. Chiedere l'autonomia non vuol dire essere secessionisti o avercela con qualcuno, ma vuol dire pensare all'efficienza e alle responsabilità.